Ben ritrovati Cattoliche dintorni. È possibile coinvolgere giovani ed adulti in un progetto multimediale di quartiere? La risposta è racchiusa in un progetto formulato dai giovani laureati dell'Università Cattolica chiamato Equazione Est, un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo che coinvolgerà Pioltello, zona est di Milano, e San Polo, l'est di Brescia. Vediamo insieme il servizio. Sullo sfondo l'est, tra quartieri e fabbriche, l'arte come me, e risolvo le sue incognite. Serena Facchini, socio fondatrice dell'associazione Elea. Ti va di spiegarci che cos'è? Sì. Allora, Elea è espressione libera e artistica, nasce nel 2008 tra i banchi dello Stars, dell'Università Cattolica di Brescia. L'arpa che mi ci accompagna, a volte l'ansia di ciò che più mi manca, suono come uno scacciapensieri di campagna, scatto il regalo più grande la notte. Equazione Est è un progetto vincitore del bando Cariplo per la creatività giovanile. Si tratta di un progetto ideato e progettato dall'associazione Elea, appunto noi, e l'associazione Briganti per Brescia e l'associazione Materiali Scenici per Milano. Il progetto Equazione Est coinvolgerà due territori, il territorio di Pioltello per Milano e il territorio del quartiere di San Polo per Brescia. Colorano l'asfalto, il mio sound è vernice che piove dall'alto. Sullo sfondo l'est, tra quartieri e fabbriche. Si tratta di due territori che hanno caratteristiche molto simili, in quanto entrambi sono due territori periferici rispetto a due centri, Milano appunto per Pioltello e Brescia per San Polo. Sono due territori periferici ad est, da qui il nome Equazione Est. Sono due territori che negli anni hanno subito comunque i vari flussi migratori e sono entrambi due quartieri molto spesso dormitorio per i propri abitanti. Con gli spray nell'ombra copro i vostri sbagli, tanti quanti i volti stanchi di questo grigio veno, solo aspettare che cambi. Ricordi muri in piazza del mercato, passo e sottopasso, asseggiando passato il tempo. Il progetto Equazione Est vuole andare a far raccontare ai giovani che abitano e vivono questi due territori, però con i linguaggi che già questi giovani sentono propri. Dopo un'iniziale analisi, mappatura dei due territori, abbiamo visto come sono molto presenti sia a Pioltello sia a San Polo le discipline della street art. Quindi noi abbiamo pensato di utilizzare proprio questi linguaggi che già i giovani utilizzano e cercare di creare un contenitore nel quale questi giovani possano imparare nuove competenze, condividere le proprie, esprimersi, perché molto spesso queste culture restano delle sottoculture. Il progetto è diviso in 3 fasi. La prima, che è iniziata nel settembre 2011, è stata un po' la fase di aggancio, quindi abbiamo girato dei video, siamo andati nei due territori, abbiamo incominciato a farci conoscere, siamo tornati poi a restituire questi prodotti. La seconda fase sarà la creazione di laboratori sulla street art, ad esempio adesso proprio tra poco è in partenza il primo laboratorio di beatbox. Per quanto riguarda la terza fase, la fase finale, sarà la realizzazione di un festival, quindi di un momento festivo in cui tutti i prodotti di questi laboratori potranno essere portati all'interno di questo evento finale. Sarà un momento anche lì di scambio tra i giovani dei due territori. Laura Tappatà, docente di psicologia generale presso l'Università Cattolica, ci presenta il suo ultimo saggio, Stay Focused. Laura Tappatà, parliamo del suo nuovo libro intitolato Stay Focused. Da cosa nasce questa idea? Ma nasce da intanto un'esigenza netta, quella di trovare l'occasione per ragionare sulla attenzione ma in modo completamente diverso, cioè secondo me va letta in una chiave psicosociale e valoriale, cioè considero veramente l'attenzione un valore.
se noi ci ragioniamo effettivamente l'attenzione alle cose a cui noi abbiamo posto concentrazione, le cose su cui ci siamo focalizzati hanno sicuramente creato la nostra vita, perché la nostra vita non possiamo considerarla come una serie di eventi accidentali, ma proprio il frutto di elaborazione, di concentrazione. Quante persone non abbiamo incontrato, quante ne abbiamo invece incontrate e le abbiamo fatte diventare parte della nostra vita, quante cose abbiamo fatto, quante azioni e quante invece ci sono sfuggite. E secondo me è molto collegato, valori, attenzione, perché una vita senza valori è una vita sperduta. E quella di oggi mi sembra per molti aspetti davvero una vita sconcertatamente senza valori. I valori sono delle mete motivazionali, sono delle spinte ad agire. Io li vedo come delle grandi categorie, cioè a livello filosofico le rappresento come delle categorie universali e questo secondo me è quello che manca alla nostra cultura, cioè riprendere delle categorie che sono veramente universali, che vanno bene per tutti. L'attenzione, se ci ragioniamo, è rispetto, perché se io faccio attenzione all'altro, posso fare attenzione a non dargli fastidio, faccio attenzione alla natura, posso fare attenzione a rispettare un animale, un anziano, eccetera. Cioè tutto è attenzione, tutto è valore, tutto è rispetto. Quindi per recuperare i valori dobbiamo stare attenti? Sì, dobbiamo veramente gustarci l'attenzione, perché l'attenzione può portare, sia rivolta verso noi stessi come l'attenzione volta verso gli altri, a gustarsi la vita. Cioè secondo me quello che mi ha interessato è lavorare su qualcosa che abbia concretezza, cioè non è un puntare verso un ideale immaginario, è vivere la vita in modo migliore. Gustarsi con attenzione un sapore, un'amicizia, un vestito che ti indossi bene, tutto questo rende più significativa la vita, anche di tutti i giorni. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole che quest'oggi è dedicata agli ebook. Ascoltiamola insieme. Questo romanzo di Luigi Pirandello del 1904. Il protagonista è ovviamente lui, Mattia Pascal, che fu chiamato con questo nome fino a quando, annegato nei debiti e perseguitato dai problemi familiari, decide di fingersi morto approfittando del ritrovamento di un cadavere di un suicida scambiato per lui. Dopo l'iniziale frenesia data dal nuovo nome Adriano Meis, il protagonista si rende conto che in realtà è impossibile vivere in un mondo senza regole né leggi. Deciderà quindi di ritornare nella sua terra natale, in Liguria, dalla sua famiglia. Peccato però che in soli 2 anni tutti i parenti si siano rifatti una vita, compresa la moglie che si è sposata col suo amico d'infanzia, Pomino. Il protagonista deciderà quindi di eclissarsi per lasciarli liberi di vivere la nuova vita. Riotterà il vecchio lavoro e ogni tanto andrà a deporre i fiori sulla sua tomba. Questo è il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Romanzo coinvolgente pubblicato nel 1873 dall'autore francese Jules Verne. È intitolato Il giro del mondo in 80 giorni. La storia è ambientata inizialmente a Londra e negli 80 giorni successivi in giro per il mondo. Il protagonista si chiama Phileas Fogg ed è uno scapola abitudinario e benestante che vive con il suo maggiordomo, Passepartout. Fogg frequenta il Reform Club e sarà proprio qui che scommetterà insieme ai suoi 5 soci che sarà in grado di girare il mondo in 80 giorni per 20.000 sterline.
Phileas partirà in compagnia di Passepartout da Londra a Brindisi e poi in Egitto, dove ci sarà Fix, l'ispettore di Scotland Yard alla ricerca dei rapinatori della Banca d'Inghilterra, che erroneamente lo identificherà con Fogg. E poi ancora verso Bombay, dove salveranno una ragazza che sta per essere bruciata viva, e ancora Hong Kong. Insomma, un viaggio in tutti i paesi più belli del mondo, una corsa contro il tempo per non sforare gli 80 giorni e vincere le 20.000 sterline. Questo è Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Hours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter. Una raccolta di fiabe pubblicata nel 1888, scritte dallo stravagante e famosissimo autore Oscar Wilde. Una raccolta di 5 favole, la più famosa dà il titolo all'opera, Il principe felice e altri racconti. Il principe felice è una statua che sovrasta la città, ma in realtà è terribilmente triste perché vede la povertà e la miseria che attanaglia la gente. Un giorno una rondine in viaggio verso i paesi caldi decide di riposarsi ai suoi piedi. Peccato che però verrà bagnata da una goccia, non di pioggia, ma di una lacrima della statua. Il principe le chiederà di aiutarlo a riportare un po' di gioia tra la popolazione. Le chiederà di strappare tutti i suoi gioielli e le pietre preziose e di portarli ai più sfortunati. La rondine accetta, anche se questo significa posticipare il suo viaggio verso i paesi caldi e prendere molto freddo. Quando alla fine la statua sarà completamente grigia e spoglia di tutti i gioielli e pietre preziose, il principe sarà finalmente felice. Peccato però che la rondine ormai abbia preso troppo freddo e al sindaco quella statua grigia non piaccia più. Questo è Il principe felice e altri racconti di Oscar Wilde. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su questa rete, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.